Buondì cari amici di Maratona Veneta, la parola descoverta. Cosa vuol dire descoverta? Se noi ci confrontiamo con l'italiano, e la parola scoperta. D'altronde in Veneto in italiano il verbo è scoprire, come contrario de coprire, e invece in Veneto il verbo è coversare o quersare, con forma curta, tanto se che in Veneto si può dire anche descuerta. Dunque praticamente sta roba qua, sta OV, la sparisse la V, ma la influenza la O che la diventa U e in fuori descuerta. Ma come si è formata? Qua entriamo in morfologia veneta, cioè come che il Veneto il forma le parole. A partire dalla parola coverta, quello è il suo contrario, e o il verbo coversare, e il suo contrario e si fa in Veneto col des completo. Invece l'italiano è uguale a S che ha da soia sufficientemente privativa da creare la parola scoperta. La scoperta dell'America. Invece per gli altri, sui nostri libri di storia, se può scrivere, a segare a scrivere, e sui dizionari veneti è scritto, la descoverta, per esempio, dell'America. Boh, descoverta o desquerta. Ma se la teniamo a confrontare, intanto sta quasi una differenza tra il Veneto e l'italiano. E qua siamo a posto. Allora uno può dire, Vito, il Veneto ha la sua strada, invece l'italiano è la lingua... Che è differente il Veneto dall'italiano si vede, ma la domanda è quello che fa il Veneto e quello che fa l'italiano, come si rapporti con le altre lingue europee? Sappiamo il portoghese, descoberta. Sappiamo il spagnolo, tutto attaccato ovviamente, aspetta che descubierta. E non so, qua metto l'inglese, discovery. Adesso non mi viene in mente il francese, ovviamente l'inglese che c'è questa parola dal francese. Découverte, dovrebbe essere. Intanto vediamo una roba interessante, che a partire dal latino operire, che è appunto conversare, e l'italiano, il toscano è lingua la P del latino, e il veneto, il segaivo il vesto come il francese, e da qua l'inglese verso una V de cover in inglese, covrire in francese, conversare egale a V tutti quanti, come il veneto, invece l'italiano egale a P e il spagnolo e il portoghese egale a B, anche se sa che il spagnolo è lese la B, no, è una mezza via tra una B e una V, come il veneto. Dunque, una mezza via tra il veneto, pronuncia veneta e la pronuncia portoghese, è quello che fa appunto il spagnolo. Ma se uno guarda quello che ieri mi interessava a vedere qua, la morfologia, e si rende conto che tutti questi gli mette questa parola, di sostanzialmente, che ha bisogno di sto tocco qua, dis, de, il francese tipicamente perde la S prima di un'altra consonante, des, e ora vuol dire che la morfologia veneta la è compatibile con la morfologia di altre lingue neolatine e addirittura dell'inglese, questo però è per merito del passaggio dal francese dal vecchio francese all'inglese. Invece l'italiano è il dice scoperta e ora ha una roba tutta per conto suo. Dunque a differenza che ha il veneto con l'italiano, è la differenza che distanzia il veneto dall'italiano ma che avvicina il veneto a tutto quanto il resto delle lingue europee. Per via che il veneto non serve a niente per imparare le altre lingue, ma... Però uno può dirmi, ma mi dico scoperta anche in Veneto. Niente, sbagliato, perché sei incompatibile sia per morfologia che per fonologia. Dunque vuol dire che ti si deve imparare un prestito dall'italiano, credendo che non esista la parola veneta che è come tutte le lingue, basta studiare, se no va bene dire anche weekend invece di dire fine settimana, tanto sei tutto stesso, e invece non è tutto stesso. Uno potrebbe dire mi dico la scoperta dell'America e ora là vabbè la manco fonologia se doparava però in Veneto per questo tocco qua è raro ma qualche duni lo fa e ora potremmo dire che sto qua è il standard che l'accompagno per tutti in qualunque varietà veneta se a dire se dise descoperta fisiologicamente e che sia un substandard accettato da pochi che è quello di scoperta.
par vero, anche l'italiano fa la stessa roba, che se gli altri vai in cerca sul dizionario italiano della parola scoperta, che a te che è la parola standard base per tutti quanti. Anche se i napoletani si la scoperta con la sc qua che no che sei. Però se cercassi il dizionario storico te anche la discoperta perché hai in mente appunto la struttura neolatina che ha tutte quante ste lingue qua. Di conseguenza anche l'italiano ha un doppio standard, solo che lei opposto, diciamo, al doppio standard veneto, anche se vorrei dire che per i veneti, insomma, veramente per il 99% dei veneti sta quasi a vera parola, e dire scoperto ovviamente si dire doparare l'essico del toscano, che però è un'altra lingua. Boh, avevi visto anche qua con la nostra maratona 20 che abbiamo finito settimana? Cos'è? 12, 13, non mi ricordo più. No, 12. Manca, nostro episodio 81, manca 19 episodi alla fine della nostra maratona veneta e ancora abbiamo fatto un passo veramente importante. Scompartio con gli altri in modo che vede chi capisse che quando che parliamo delle parole venete siamo seri e che c'è veramente tanto materiale e soprattutto tanta utilità anche interfaccia del veneto con le altre lingue. Va bene? Ciao a tutti quanti. Se che sbassare la luce qua. Vabbè, boh, se vediamo domani.